Infatti questa non è ancora tubeless. No. Pronti via, subito foratura. Ma sai che con la schiuma secondo me ce la facciamo. Aspetta che te la tiro su, faccio le mani. Bueno, grazie. Uno, due, tre. È bella questa. Credo che ci siamo. Vedi se. Allora, tappino che ce l'ho qua. Ok. Metà. Gira. Direi che ci siamo. Fermo. Ok, grazie. Vediamo se tiene. Non dovrebbe tenere. Sì. Teoria. Fatto. Pronti via, foratura riparata all'anteriore. La bici è ancora a camera d'aria. Il prossimo upgrade che era già programmato sarà farla tubeless, probabilmente con la mousse al posteriore. Ciao Matteo. Buongiorno. Rifacciamo il giro della Red Sommaco. Giustamente ho forato sulla discesa prima di questo strappetto e adesso ci tocca questo. Mi sembra giusto. Avanti. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Me l'abbiamo appena detto, stai a destra. Confermo, stai a destra. Ah, i rovi. Bello. Un inizio di video scoppiettante, direi, e anche graffiante considerati i rovi. Allora, siamo subito dopo Medeazza, ci fermiamo a mangiare qualcosa con questo panorama stupendo. Ciao, buongiorno. Barrettina, oggi gusto dates and chocolate, datteri e cioccolata, ma oggi di fino. Delicatissima. Tunisia. Sì, adesso assaggio. Da qua inizia il giro serio. Posti più belli e sentieri un po' più difficili. Buono. Due morsi di barrettina. Anche questa musica in sottofondo sono... Forse arriva da lì, o forse abbiamo le visioni tutti e due, visioni acustiche. E di nuovo in sella. Adesso puntiamo da Medeazza sempre verso Trieste. Abbiamo ancora un po' di salita. Che spettacolo! Ma che roba quando si apre la vegetazione, bellissimo. Sinistra, sinistra. Sinistra e dopo destra.
Non mi ricordo se era da stare a destra o a sinistra. Sinistra? No, no, la parte del sentiero. Ah sì, bravo. Ok, siamo arrivati all'Adventure Park di Ceroglie. Here we are. Ok, stiamo salendo sopra Ceroglie. Da qua inizia la parte veramente bella. Che spettacolo. Il signore mi ha appena chiesto se eravamo in e-bike. What? Bro, what are you talking about, man? Later. Allora, oggi poche riprese per due motivi. Uno, che siamo andati forte, e due, perché ho freddo, o meglio, sono bagnato sotto, tutto sudato perché sto sudando come un animale e mi sono vestito troppo, quindi assolutamente sbagliato il vestiario oggi. Sì, Comunque, anche tu hai sbagliato. assolutamente. Hai sbagliato, siamo vestiti quasi uguali, quindi abbiamo sbagliato tutti e due. Comunque, abbiamo fatto una piccola deviazione sul giro del Red Sommaco e facciamo un classico Arupa Kupa in salita. Andiamo? Certo, pronti? Salvata! Non solo è pieno di rocce, gradini e salti, ma le rocce sono scivolose e le talpe dove non ci sono le rocce hanno scavato dei buchi devastanti, tipo qua. Comunque l'abbiamo portato a casa. Diciamo che fare il single track che da Pacor porta su ad Arupa Kupa con un giro da 30 km e 700 metri di dislivello nelle gambe non è come fare Arupa Kupa in un'oretta di tempo libero infrasettimanale. Un sorso d'acqua, gli occhiali e si va giù il telescopico in discesa.
Veramente tanto scavato, Sbagliato, pessima idea, dovevo stare a destra. A few moments later. Beh, direi che il giro sfiga di quest'anno l'abbiamo timbrato. Una foratura, giro vestito in modo completamente sbagliato, infatti sono completamente sudato, ma soprattutto sono riuscito a perdere il cardiofrequenzimetro. Non chiedetemi come. Vabbè, ciao.